indica la rimessa dal fondo per il Trento. Ci aveva provato Sandrini a calciare, ha rallentato anche un po' troppo forse. Ma nel frattempo è rimasta a terra una giocatrice del Cortefranca, allora c'è spazio per i sanitari. Dovranno intervenire sulla giocatrice. A bordo campo mister Spagnoli, le indicazioni a Rovea, in particolare sulla fase difensiva, perché Muraro sulla destra è già andata via un paio di volte, riuscendo anche a mettere poi il cross al centro dell'area. No, non ne lascia veramente passare una in questo avvio di partita. Fischia fallo, probabilmente vuole evitare che il match così sentito possa innervosirsi. Allora fischia qualche fallo in più anche del dovuto. Rovea ora macina la fascia e cerca di servire Battaglioli in profondità. Una palla interessante. Una palla interessante, questa incursione partita dalla sinistra, e un bellissimo passaggio di Rovea, giusto? Per Battaglioli, però il portiere è uscito in anticipo, il portiere Ferrari. Non è riuscito a tagliare tra difensore centrale e terzino del Cortefranca, è riuscito a farlo alle spalle del terzino Gervasio, poi è riuscito a intervenire sul pallone. Ora il Cortefranca tenta ancora di trovare il riferimento Picchi davanti, finisce per recuperare il pallone il Trento. Ora azione un attimo confusa sulla destra, cerca di sbrogliarla Carolina Poli. Ora Ruaben. Intervento forse un po' ruvido dell'attaccante Picchi su Ruaben proprio, che era riuscita in compenso a scaricare la palla. Ora azione che si sviluppa di nuovo sulla sinistra. L'asse Battaglioli e Rovea funziona. Fuganti mette il pallone al centro per Varrone, che aveva tagliato partendo da molto larga, poi si era inserita alle spalle, addirittura dall'altra fascia. Ferrari però è riuscita ad anticipare il difensore esterno del Trento. Trento che comincia a spostare il baricentro verso avanti. Abbiamo visto anche adesso una bellissima azione sempre partita dalla sinistra, con l'appoggio della punta Pasqualini, molto efficace. Vassori viene in mezzo al campo e cerca una compagna, allontana però Linda Tonelli, pallone che torna al Cortefranca, ora prova a gestirlo, non ci riesce particolarmente bene, deve ripartire da dietro. Sandrini, Picchi viene a lavorare il pallone in centro al campo, pressata da Tononi, riesce però a scaricarlo. Palla tagliata di Valvassori che non trova nessuna compagna, allora il Trento si riaffida alla catena di sinistra per provare a svoltare, non ci riesce però perché Gervasi ha fatto bene la diagonale, ha anticipato Battaglioli. Colpo di tacco interessante qui dell'esterno del Cortefranca Muraro. Che non è riuscito a trovare la compagna, rimessa laterale allora per il Cortefranca. Sandrini, Picchi, gioca ancora di sponda e lo sta facendo molto bene. Ora attenzione perché la palla resta a Valesi che può anche calciare col mancino! Vola Valzolger che deve togliere il pallone dall'incrocio dei pali. Prima occasione da gol al minuto 11 per il Cortefranca. Ha liberato il sinistro Valesi, è dovuta volare Valzolger, è riuscita a disinnescare il pericolo. Calcio d'angolo. Sì, un bel tiro della centrocampista Valesi e un'ottima risposta di Valzolger, veramente una parata notevole.
primo calcio d'angolo per il Cortefranca, che finisce sul secondo palo, decisamente troppo lungo per tutte le compagne appostate in area. Finisce per terminare sul fondo e per concedere al Trento Calcio Femminile un'altra rimessa. Trento che costruisce sempre da dietro. In questo caso il Cortefranca è rimasto, diciamo, in attesa. Allora, e iniziamo a guadagnare campo. Prova a guadagnare il campo il Trento, ma il Cortefranca lo rimette subito dietro. Attenzione perché Muraro ha spazio sulla destra per provare a crossare, non riesce a vincere il duello con Rovea, anzi con Ruaben. Dalla nostra postazione non si vede bene la zona di campo in questione. In compenso Pasqualini riesce a lavorare perfettamente questo pallone per Battaglioli. Buona la combinazione, cerca di andarsene Battaglioli con un guizzo, riesce a rimandare indietro Belotti. E nel frattempo invece viene messo fuori il pallone dalle giocatrici del Cortefranca, che è restata a terra, una giocatrice proprio della squadra bresciana nei pressi della bandierina. Dovrebbe trattarsi di Muraro. E mister Spagnoli intanto dalla panchina incita la squadra a continuare così e li avvisa che appunto la gara che le attende sarà tutto fuorché facile. Dicevamo come il Cortefranca nella scorsa partita fosse riuscito a vincere 2-0 su un campo proibitivo come quello del Venezia, dopo una via di gara complicata e un calcio di rigore a sfavore sbagliato poi da Dalla Santa. Era riuscita a venire fuori a cavallo tra i due tempi, prima con il gol di Picchi, che come dicevamo è arrivata a quota 14 in questo campionato, capocannoniere del girone, pardon, Picchi a 12 e Scarpellini che è arrivato a 14 e capocannoniere del girone. In ogni caso poi il secondo gol assegnato da Valvassori su calcio di punizione ha permesso al Cortefranca di allungare a +4 sul Trento. Azione che ora si sviluppa sulla sinistra da Sandri, sovrapposizione di Valvassori, ecco la servita, cross al centro di Valvassori che cerca di andare da Picchi, poi il tiro ancora di Sandri che viene deviato, era finita a terra Valzolger. Pallone è finito in calcio d'angolo dopo la deviazione. Altra chance comunque per il Cortefranca. È rimasta a terra un'altra giocatrice, la terza, in questo avvio di partita. La squadra del Cortefranca che comunque ha già avuto diversi indisponibili in questo campionato. Oltre alle indisponibili per motivi di infortuni, non è della partita neanche l'attaccante Virginia Riva, che ha segnato 6 gol quest'anno, ma che è stata espulsa proprio nella scorsa partita col Venezia che vi raccontavamo prima. Secondo calcio d'angolo per il Cortefranca nel frattempo. Pallone al centro, spiove di nuovo sul secondo palo e anche questo è calciato troppo lungo. Sì, anche in questa circostanza vediamo come la difesa del Trento viene schierata a zona e Cortefranca va a creare densità al centro dell'area. Però appunto il secondo corner sterile, diciamo. Allora, lancio lungo di Tonelli a cercare il riferimento offensivo, non funziona però. Fuganti cerca di mettere ordine ma non ci riesce, ancora palla a Muraro.
Si gira bene in un fazzoletto, dialoga con Scarpellini, prova a girarsi Scarpellini, calcia col sinistro, il pallone le rimane un po' sotto, finisce per uscire strozzata la conclusione per permettere un facile intervento a Walzolger. 16° minuto sul cronometro. E ora Trento che deve provare a mettere ordine nella propria manovra. Rinvio lungo di Walzolger a cercare Poli. Mette giù il pallone Bertamini e poi va al rinvio lungo. Guadagna una rimessa laterale al Trento calcio femminile. Marrone che nella scorsa partita aveva iniziato dalla panchina la propria gara. Poi però era entrata molto bene sulla corsa di destra, ha avuto qualche spunto interessante, chissà che proprio quegli spunti non abbiano convinto oggi Spagnoli a schierarla titolare. Qui un errore in fase di impostazione del Cortefranca finisce per concedere il primo calcio d'angolo al Trento calcio femminile, che ora potrà alzare finalmente il baricentro per provare a essere pericolosa dalla bandierina. Poli si incarica della battuta. 5 i saltatori in mezzo all'area del Cortefranca. Cortefranca che marca misto, zona uomo. Cross che spiove sul secondo palo. Linda Bellissimo! volo! Miracolo di Ferrari, palla che resta lì. Attenzione! E poi il direttore di gara ravvisa un fallo ai danni di Vavassori. In compenso sul secondo palo Linda Tonelli si era coordinata perfettamente con il piatto destro, era riuscita a impensierire Ferrari, che è andata però giù benissimo sul proprio palo e l'ha coperto alla perfezione. Peccato per questa bellissima occasione del Trento, infatti Tonelli è riuscita a coordinarsi e a calciare la palla, a impattarla benissimo. Quindi un'occasione concreta per parte, diciamo, Federico, finora. Esattamente, un'occasione a testa per le due squadre. La prima ve la raccontavamo in precedenza con il tiro di Valesi. Attenzione però qui perché Sandri a campo per andare sulla corsia mancina. Mette il cross al centro, Picchi non ci arriva, forse Muraro. Attenzione all'intervento un po' rocambolesco di Rovea, cerca di andarsene ancora Muraro. Allontana il pallone Tonelli. Qui Federico è stata bravissima a Rovea a intercettare la palla di testa perché ha messo fuori tempo l'avversaria. Esattamente, perché Rovea ha compiuto un'ottima diagonale, si è messa davanti alla compagna, come dicevi bene tu, Grazia. È riuscita a impedire che intervenisse Muraro, appostata sul secondo palo. Nel frattempo è stato concesso il terzo calcio d'angolo al Cortefranca, che porta in area 3 saltatori, tutti molto schiacciati. Sul primo palo, pallone che resta lì, ha deviato probabilmente Walzolger per ultima, finendo per concedere un altro calcio d'angolo al Cortefranca, al quarto della partita. Sì, molto attenta anche in questo caso Chiara Walzolger e ad alzare la palla sopra traversa. Altro giro dalla bandierina, pallone sul primo palo che viene respinto bene dal Trento calcio femminile. Prova a restare lì il Cortefranca, Picchi lavora bene il pallone per Valesi. Ora Valesi cerca di liberare nuovamente il mancino, finisce per aprire bene ora in favore di Sandri. Cross al centro, allontana Ruaben. Pasqualini ora deve tenerla su, non sarà un compito facile ma l'attaccante ci riesce. Cambia ora tutto Poli da Battaglioli, la trova anche bene, Battaglioli cerca di andarsene, scivola ma rinviene sul pallone. Situazione ora confusa in mezzo al campo e riconquista del pallone da parte del Cortefranca. Picchi cerca di anticipare Ruaben, alla fine il pallone scivola tra i piedi di Walzolger, che può far ripartire l'azione del Trento. Sì, intervento falloso di Vavassori.
Bossori probabilmente in questa occasione ha spinto Poli alle spalle, allora ne ha segnato un calcio di punizione per il Trento. Se ne incarica Bertamini, che trova a sua volta Pasqualini, premia la sovrapposizione di Rovea, che non arriva però con i tempi corretti, o al meglio Muraro è riuscita a compiere una grande diagonale A di intervenire sul pallone in anticipo rispetto al numero 11 in maglia Trento. Attenzione a Picchi, che si sta rivelando preziosissima in queste sponde per il Cortefranca. Ora Battaglioli cercano di non essere da meno. Pallone interessante, a cercare Varrone sul secondo palo, comunque sulla corsia di destra. Interviene bene la difesa del Cortefranca. Nel frattempo c'è un'altra giocatrice della formazione bresciana a terra. Si tratta del capitano Scarpellini, che dall'espressione potrebbe aver bisogno di essere rimpiazzata. Sì, penso che sia un problema al ginocchio. E in effetti non esce dal campo sulle proprie gambe Scarpellini, che probabilmente ha quantomeno preso una brutta botta al ginocchio. Speriamo che sia niente di più grave. In ogni caso lascia temporaneamente il campo, e Cortefranca che invece è temporaneamente in 10 alla ripresa del gioco. Sandrini sterza e lascia sul posto Pasqualini. Ancora l'azione da dietro costruita con calma dal Cortefranca. Da questo punto di vista possiamo dire che sono anche due squadre abbastanza simili, che comunque cercano sempre di giocare il pallone dal dietro senza alzarlo troppo. Sì, questo è un aspetto molto positivo, il fatto di giocarla a terra, e ormai vediamo come nel calcio femminile sempre di più si portino avanti quelli che sono dei principi di gioco moderni, quindi la costruzione da dietro e la palla giocata a terra. I lanci sì, ma solo in occasioni proficue. E qui Linda Tonelli compie un buon movimento in fase difensiva, in fase di ripiegamento, anticipa Picchi, però non può evitare di concedere il calcio d'angolo. Nel frattempo il primo cambio obbligato da parte del Cortefranca, entra al posto di Scarpellini, che appunto l'avevate vista uscire pochi istanti fa in seguito a un trauma contusivo al ginocchio. Entra al suo posto Giudici con il numero 20 in mezzo all'area e si posiziona subito sul primo palo per questo calcio d'angolo. Il quinto della partita, cross al centro, Valzolger con i pugni, palla che resta lì, Muraro prova a calciare e finisce per impennarsi alle stelle. Il tiro di Muraro, che non ha avuto il tempo di mettere il pallone a terra, ha dovuto sparare di prima intenzione, ha finito per sparare proprio alto. Ruaben, Rovea, Pasqualini, anche lei come Picchi dall'altra parte sta lavorando diversi palloni spalle alla porta. In questo caso non riesce a trovare la combinazione con la compagna. Il Cortefranca riparte da dietro. Errore in fase di impostazione. E Trento che prova a battere la rimessa laterale anche velocemente ora. Con Poli. Sì, Pasqualini ottima come punto di riferimento avanzato, e ovviamente il suo, chiamiamolo, uno sporco lavoro, perché ovviamente funge da sponda e crea spazio davanti per inserimento degli attaccanti. Allora dovranno essere brave Battaglioli e Poli, che in questa formazione iniziale orchestrata da mister Spagnoli giocano proprio alle spalle di Pasqualini. Dovranno essere brave, dicevo, a inserirsi, a trovare spazio. Oggi che non c'è Alessandra Tonelli a
guidare l'attacco del Trento Calcio Femminile. Ci dicevano proprio in occasione della scorsa partita contro il Padova ha subito un brutto colpo con il portiere e non è al meglio, è in panchina in questo momento, però difficilmente sarà della partita perché appunto ha subito un trauma al ginocchio, pare, o comunque... Sì, dispiace perché Alessandra Tonelli è una delle giocatrici più rappresentative e di qualità della rosa del Trento, insomma speriamo che sia insomma una botta recuperabile, le facciamo tanti auguri. Bertamini trova Varrone nel frattempo che guadagna l'area, girata però di spalle e cerca una compagna. Poli riesce a mettere il pallone al centro, interviene bene la difesa del Cortefranca. Nel frattempo il tanto vento comporta tanti errori da parte delle due squadre. Nella fattispecie però Varrone riesce a guadagnare un altro calcio d'angolo per il Trento, che Fuganti si incaricherà di battere. Minuto 27, risultato ancora fermo sullo 0-0. Partita comunque interessante perché ci sono state un'occasione per parte. Ora Fuganti va al centro a cercare le compagne sul secondo palo, appostata Linda Tonelli che questa volta non riesce a calciare, deve lavorare con calma il pallone. Sfida addirittura nell'1 contro 1 il difensore del Cortefranca, palla al centro che viene messa di nuovo in calcio d'angolo. Adesso sta guadagnando campo il Trento. Sì, ottima azione personale di Tonelli, il Trento sta guadagnando campo e direi partita molto equilibrata, in questo momento forse gli ultimi minuti più a favore del Trento. Sta alzando i giri del motore la squadra di mister Spagnoli, altro calcio d'angolo. Battuto al centro, Pasqualini non riesce a intervenire, riesce invece Valvassori che allontana. Attenzione a Varrone che rimette il pallone al centro, la squadra però si era abbassata e finisce per regalarlo a Ferrari. Valvassori cerca la soluzione lunga, ancora da sfruttare la corsa di Sandri, ma il pallone non passa. Muraro viene ancora dentro al campo e Rovea la segue su indicazione di mister Spagnoli. Lo sentiamo proprio a bordo campo che invita Rovea a seguire anche il movimento in mezzo al campo di Muraro. Rovea che ora non riesce a intervenire, si pensa a Valzolgar, dicevamo Rovea calciatrice che è tornata a calcare i campi della Serie C all'inizio della scorsa stagione dopo un infortunio al ginocchio che l'aveva tenuta lontana dal campo per oltre 6 mesi. Si è rivelata subito importante sulla corsia sinistra del Trento. Attenzione perché la palla in profondità di Picchi Gioca! finisce per essere pericolosa, la recupera bene Tonelli che però rimane a terra. Ora controffensiva del Trento affidata a Fuganti, sterza Fuganti e elude la marcatura. Battaglioli viene dentro il campo, pallone che ritorna, ancora Battaglioli, Fuganti anticipata da Giudici che è rientrata molto bene. Peccato perché si era fatta vedere Varrone e si aspettava un filtrante da Battaglioli. Peccato. E ora Sandri fa correre Valvassori, la corsia di sinistra del Cortefranca funziona bene, dialoga bene. In questo caso Valvassori ottiene anche un calcio di punizione da zona laterale. Posizione defilata. E noi che abbiamo il privilegio di sentire tutte le indicazioni di mister Spagnoli, l'allenatore invita le ragazze a stare attente perché il rischio è di non leggere un pallone tagliato. Potrebbe anche... no, la mette. Questo è uno Dietro schema. Per Valvassori che cerca la compagna sul secondo palo, rimane a Valesi. Ora Trento che cerca di alzare il baricentro, ricaccia indietro il Cortefranca, è costretto a ripartire da Ferrari.
Belotti. Riferimento lungo a cercare Giudici, fa sfilare bene Tonelli. Valzolger non si fida della presa con le mani, allontana di piede. Il pallone ora a centrocampo e buon dialogo tra Fuganti e Ruaben. Azione che si sviluppa sulla sinistra ancora da Battaglioli, che ha tanta corsa e tanto campo per andare. Ancora Battaglioli, bene il dribbling, dialogo con Varrone e poi interviene leggermente in ritardo. Voleva proseguire l'azione, invece ha finito per commettere fallo purtroppo. E ancora una volta Battaglioli sulla sinistra sta riuscendo a combinare bene, sta riuscendo anche a trovare Sì, Battaglioli è una specie di spina nel fianco per il Cortefranca. È una ragazza molto giovane, molto dotata tecnicamente, bravissima nel dribbling e a creare spazi. Anche nella scorsa partita contro il Padova, una delle giocatrici più positive. Era riuscita ad andare vicino al gol con un colpo di piatto sul secondo palo Battaglioli proprio contro il Padova. Vediamo se anche oggi riuscirà a confermarsi in tutta la sua pericolosità. Ruaben interviene bene sul pallone. Ora cerca Pasqualini senza trovarla. Aspettiamo dietro la linea della palla e forse è anche un modo per non sprecare energie, e non è detto che sia una scelta sbagliata, anzi tutt'altro. E infatti cerca Pasqualini, non riesce però ad agganciare. Fuganti, buono il dribbling sulla tre quarti. Bellissimo. Lascia per Tononi che può anche calciare. Si aggiusta male il pallone un attimo prima del tiro, che finisce molto esterno. Poi sì, ha colpito bene la palla. Ottima palla di Fuganti, peccato il tiro, probabilmente l'ha calciata un po' d'esterno, è andata ad uscire. Potrebbe essere anche stato il vento ad ingannare leggermente la centrocampista del Trento Calcio Femminile, che appunto non è riuscita a trovare bene la coordinazione per il tiro e ha finito per colpire il pallone un po' troppo d'esterno. Tononi del resto giovanissimo, perché è classe 2000, prodotto del settore giovanile, è stata aggregata alla prima squadra già da un paio d'anni. Nonostante le tante interruzioni del campionato è riuscito a crescere molto bene, a ottenere anche un buon minutaggio all'interno delle partite, anzi le ultime le sta proprio giocando da titolare. Complice anche l'assenza di Chemotti. Eccola Tononi che si appoggia da Varrone. Poli arriva da dietro e riceve palla. Ancora Tononi. Buono il dialogo qui sulla destra ancora del Trento. Varrone potrebbe mettere il pallone al centro. Cerca Pasqualini e qui chiude benissimo sul primo palo Valtulini. Spedisce la palla in corner, ma il Trento sta crescendo. Sì, ottima questa azione sulla catena laterale di destra. È veramente un'ottima occasione per noi. Allora dopo i primi 5 calci d'angolo del Cortefranca, il Trento ha ridotto il gap in questa statistica, è arrivato a battere il quarto ora con Fuganti. È uno schema che aziona Poli, pallone al centro che sfila per pochissimo, Pasqualini non riesce a intervenire a girare a rete. Siamo subito dall'altra però, perché Muraro ha campo per andare, cerca di contrastarla Rovea, viene in mezzo ora Muraro, non taglia nessuno delle compagne, pallone che ora arriva a Giudici. Conteso, ma Bertamini vince il contrasto e fa uscire di nuovo la sfera dal metacampo del Trento Calcio Femminile. Fuganti ora ha trovato confidenza con il pallone e con le compagne. In questa occasione premia la corsa di Rovea. Battaglioli, ancora Fuganti, potrebbe anche pensare al tiro, non lo fa. Serve ancora Battaglioli, che ora calcia, palla che resta lì! E neanche ora Pasqualini riesce a intervenire. Ancora veramente per pochi centimetri.
Una riuscita Bellissima di azione intervenire dal Trento, e con sempre Fuganti che dal lato forte ha cambiato e aperto palla sul lato debole, quindi da destra verso sinistra, quindi poi un'incursione centrale, peccato per il tiro di Battaglioli deviato che poteva anche portare un'ulteriore deviazione vincente. Esattamente, hai riassunto benissimo tu l'azione del Trento, molto complessa e molto ben organizzata, cambio dalla destra alla sinistra, il Battaglioli che aveva provato a calciare, sappiamo che è un attaccante molto mobile, molto veloce, che ha anche queste soluzioni per liberarsi al tiro. Forse poteva provarci anche Fuganti un attimo prima? Sì, secondo me anche Matilde poteva provare, però comunque si è sviluppata molto bene l'azione anche in questo modo. Allora Cortefranca che cerca di riorganizzarsi dopo un paio di folate targate Trento che non possono non aver impensierito la squadra bresciana. Solito riferimento importante in avanti Picchi che ora lavora al pallone. Valvassori si sovrappone, Sandri cerca di servirla anche ma il pallone non passa. Tononi non si connette questa volta con Fuganti. Picchi e Giudici invece lavorano bene il pallone in coppia, palla larga da Muraro, deve puntare Rovea, cerca di andarsene, sterza ancora Muraro, ma poi fa buona guardia Rovea e permette al Trento di guadagnare una rimessa dal fondo, soprattutto di non concedere al Cortefranca un altro calcio d'angolo. Linda Tonelli va a lungo a cercare Poli, che mi pare di vedere si inverte spesso con Varrone. Bravissimo, bravissimo, esattamente. Varrone viene spesso più alta quasi sulla linea di tre quarti, nonostante lei nasca come terzino, invece Poli, anche per sorprendere un po' le avversarie, spesso rinuncia ad attaccare e si abbassa. Poli che invece è un prodotto delle giovanili dell'Hellas Verona, era arrivata circa un anno e mezzo fa, Trento nel gennaio del 2019, è diventata un punto inamovibile della squadra sia da centrocampista centrale sia quando, come in questo caso, viene spostata sulla tre quarti o addirittura dirottata sull'esterno. Nel frattempo è stato fischiato un calcio di punizione al Cortefranca, decisamente distante dalla porta di Valzolger, oltre 25 metri che separano il pallone dalla porta. Dovrebbe essere Valesi a incaricarsi della battuta. Parte col destro, traversa, pallone che resta lì. E ora Picchi, ancora Valzolger, miracolo, blinda il risultato. Valzolger, grande parata sulla respinta di Picchi, ma forse aveva toccato anche il pallone in precedenza sul calcio di punizione del Cortefranca. Esattamente, Federico Chiara aveva secondo me deviato sulla traversa, se non ho visto male. Poi una mischia in aria, una ribattuta e una parata, come hai detto tu, miracolosa da parte di Valzolger. Veramente molto molto reattiva, complimenti. E non è la prima volta che ci mostra parate del genere Valzolger, certo però che rubano ogni volta l'occhio. In questo caso soprattutto però permettono al Trento di conservare il risultato. Valzolger è stata anche nel giro della nazionale giovanile, quindi non è nuova a parate di questo tipo. Oggi si è proprio superata. Attenzione a Valesi che cerca Giudici in profondità, non passa il pallone. Ora batti e ribatti a centrocampo, che preme inizialmente il Cortefranca, il quale poi riesce anche a guadagnare una punizione in posizione laterale per un fallo ravvisato dal direttore di gara e commesso da Fuganti. Gervasi
ancora Muraru, punta Battaglioli, cross al centro, respinge Valzolger, ancora Valesi e poi Gervasi sulla schiena di Fuganti. Scarpellini rimette al centro, attenzione perché si è alzata la difesa del Trento, ora calcia Sandri Deletti. Era tutto regolare secondo il direttore di gara, non so se poi lo fosse effettivamente, in ogni caso ha calciato Sandri sul secondo palo ma non ha trovato lo specchio. E anche in questo caso molto efficace la parata di Valzolger. Adesso Valzolger opta per il rinvio da fondo campo, probabilmente non vuole rischiare la sottocostruzione in questi ultimi minuti del primo tempo. Anche perché probabilmente il Cortefranca ha alzato il pressing, il ritmo del pressing. Ora cerca l'imbucata con Picchi, Poli compie un lavoro importantissimo in fase di copertura. Recupera però palla Gervasi, attenzione perché se ne va, tunnel a Fuganti che forse commette anche fallo, è così. Non ti vedo dello stesso avviso. Sì, no, per carità il fallo c'è, diciamo che viene un po' accentuato dall'avversario, diciamo questo tutto qua, niente di che, insomma ci sta in una partita del genere. E Valzolger che ora deve resistere nuovamente alla pressione del Cortefranca, richiama le compagne all'attenzione, calcio di punizione. Valesi va direttamente in porta, traiettoria che diventa comunque insidiosa, però finisce almeno mezzo metro sopra la traversa della porta difesa da Valzolger. Sì, la giocatrice ha un ottimo mancino, quindi ha provato la soluzione diretta in porta. (43esimo minuto di gioco). Mancano ormai un paio alla fine del primo tempo. Ci saranno anche probabilmente un paio di minuti di recupero perché sono state diverse le giocatrici del Cortefranca a aver bisogno di assistenza medica in questa prima frazione. Addirittura poi il capocannoniere della squadra Scarpellini ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, lasciare spazio a giudici per un problema probabilmente. Il vento diventa molto forte, finisce per far volare diversi fogli qui in tribuna. In ogni caso rimessa laterale per il Cortefranca. Pasqualini, Tononi arriva bene sulla sfera e ora cerca di allargare per Varrone, che non aggancia bene invece, è costretta a far sfilare. Scarpellini, Valesi, non è sulla tre quarti ora per Giudici, sul quale però interviene molto bene Ruaben. E ora fase di transizione per il Trento, pallone interessantissimo sul secondo palo a cercare Varrone, che viene però anticipata dall'uscita di Ferrari. Era interessante questo pallone di Fuganti servito col mancino. Adesso squadre un po' lunghe, saltano un po' gli schemi in questi ultimi minuti del primo tempo. Fuganti, per non rischiare niente, commette fallo e viene anche ammonita. Un po' severo forse? Sì, un po' severo, però può anche starci. Finora il direttore di gara mi sembra che fischi in maniera molto rigorosa. Sì, per il metro di giudizio che ha adottato finora può anche starci un'ammonizione in questo caso. Nel Trento, che era appunto molto allungato, può essere anche ritenuto un fallo tattico quello commesso da Sì, secondo Fuganti. me è stata questa la valutazione del direttore di gara. Attenzione qui alla buona combinazione tra Battaglioli e Pasqualini. A campo per andare Battaglioli, sterza e rientra sul destro. Può anche calciare, lo fa. Pallone però che le rimane un po' in canna. Il tiro di destro, facile preda per Ferrari. Picchi se ne va via bene tra le maglie del Trento.
E ora il Cortefranca cerca di imbastire una delle ultime azioni di questa prima frazione sulla sinistra. Attenzione perché finisce a terra una giocatrice. Pallone in profondità però. Non viene raccolto da Picchi, lo fa Valzolger. Tononi. Perde un pallone sanguinoso a centrocampo. Picchi ne approfitta. Cerca di andarsene, di liberare il destro. Ancora un'ottima copertura di Ruaben che ha recuperato davvero tanti palloni davanti all'area e impedito tante occasioni all'attaccante pericoloso come Picchi. Bertamini cerca di non farsi ingannare dal vento e colpisce di testa. Ultimi scampoli di questo primo tempo sono ancora gestiti dal Cortefranca. Ora il Trento prova a reagire. Battaglioli, Fuganti. Ci sarebbe Rovea, non la serve. Allora allontana ancora Gervasi che spedisce rimessa laterale. Tononi, Fuganti di spalle. Battaglioli, dribbling e se ne va. Ancora resiste alla pressione Battaglioli. Fallo. Finisce per commettere fallo. Gervasi. Sarà dunque calcio di punizione per il Trento Calcio Femminile che da posizione laterale può mettere dentro probabilmente l'ultimo pallone di questo primo tempo. In questo caso Battaglioli devastante sulla Battaglioli, grandissima personalità nell'uno contro uno, poteva anche starci il cartellino giallo, diciamo. Per fare il paio con quello di prima, certo, poteva starci. Calcio di punizione ora. Fuganti mette al centro, colpisce Tononi, pallone che però si impenna. E sul colpo di testa di Tononi finisce qui il primo tempo. Ancora 0-0 tra Cortefranca e Trento Calcio Femminile. Partita comunque assolutamente non noiosa, anzi con un paio almeno di occasioni da gol per entrambe le squadre. Il risultato però dice ancora 0-0. Sì, è una partita molto combattuta, abbastanza equilibrata, con tratti di gara più a favore dell'una piuttosto che dell'altra squadra, quindi immagino che vedremo un secondo tempo ancora più combattuto, Federico. E vedremo allora cosa ci aspetterà nel secondo tempo. Noi nel frattempo andiamo in pausa e vi lasciamo fra poco all'intertempo. A dopo. A dopo. Uno, due, tre, quattro. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Partita dunque che si ferma sul 0-0 dopo il primo tempo, pronti per ripartire. Come sempre noi andiamo un po' a disturbare coloro che stanno seguendo la partita, coloro che hanno la fortuna di poter accedere, perché comunque nel rispetto delle normative Covid non c'è un grande pubblico, ma abbiamo i vertici della FIGC di Trento, i vertici in assoluto e i vertici anche per quanto riguarda l'ambito femminile, quindi un parere lo dobbiamo chiedere. Insomma, questa è la sfida di cartello di questo girone B della Serie C, prima contro seconda, quindi già il fatto che una formazione trentina sia a giocarsi insomma i primi posti è importante. Il buongiorno a Giorgio Barbarelli, presidente pro tempore, ci tiene? Buonasera a voi, sì, assolutamente pro tempore. Ringrazio il Trento Calcio Femminile per questo gentile invito a partecipare a questa importante gara. E devo dire che la gara, come nelle attese, sta rappresentando veramente una bella sfida tra due squadre molto forti. Due squadre che effettivamente insomma si stanno giocando il campionato. C'è la squadra di Trento in questo, Ida
Michelotti, responsabile del settore femminile, insomma, un settore che quindi può crescere, può dare davvero qualcosa a Trentino. Ma assolutamente sì, cioè io penso che, a parte che la Serie C, voglio dire, è ben rappresentata in Trentino fortunatamente, perché abbiamo due compagini che è il Trento e l'Isera, e andiamo a vedere anche in Alto Adige, ne abbiamo altri due. Io che faccio parte anche del Consiglio del Dipartimento Calcio Femminile a livello nazionale, sono veramente orgogliosa di rappresentare questo Trentino, voglio dire, con questa compagine. Questa oggi è una giornata importante, è un duello, voglio dire, alla pari, mi pare di vedere dal primo tempo. Vinca il migliore, però ovviamente in questo caso, visto che sono di casa, mi piacerebbe tanto che vincesse il nostro Calcio Trento. Ovviamente vediamo alla fine il risultato. Ovviamente siamo un po' di parte, ma anche per tenere vivo il campionato, no? Tutto sommato, altrimenti questo corso franca poi scappa. È un Trento anche abbastanza giovane, in veste di referente fino a poco tempo fa, insomma, del settore giovanile scolastico. Molte ragazze le ha avute Giorgio Barbacovi sott'occhio, insomma, negli ultimi anni, quindi anche questa è una bella nota positiva. Beh, assolutamente sì, peraltro io voglio precisare che appena potrò sarò ancora referente del settore giovanile. Abbiamo senz'altro una bellissima esperienza con la Federazione Territoriale di Calcio Femminile e di questo devo ringraziare anche lo splendido lavoro che grazie a Trentino sta facendo come selezionatrice e come delegata per l'attività femminile. E lo testimonia il fatto poi che il Trento Calcio Femminile riesca ad accogliere queste ragazze all'interno della propria rosa, mi fa piacere. Bene, l'abbiamo citata, è stata e sarà anche nel secondo tempo il nostro commentatore tecnico, quindi insomma abbiamo chiamato chi può leggere effettivamente al meglio una partita di calcio femminile per farci questo commento, per raccontarci anche questa partita. Un puntare sul femminile quindi che va avanti da parte della Federazione di Trento e della Federazione in generale anche a livello nazionale. Vedete questa spinta? Ma si è vista l'anno scorso con i mondiali, c'è stato un aumento, da come mi relazionava giustamente il coordinatore del settore giovanile, un aumento di iscrizioni per quanto riguarda le bambine. C'è da lavorare molto sulla mentalità, c'è da lavorare molto nell'ambito complessivo. Io credo che questo Covid purtroppo ci ha fermate l'anno scorso e anche quest'anno, ma anche con le nostre rappresentative si esprimeva, voglio dire, un buon calcio a livello territoriale, e inserendo anche, avendo degli innesti anche dalla Serie C e quindi da queste squadre evidentemente che danno molto di più, che sono molto più organizzate, voglio dire, dall'eccellenza femminile territoriale. Quindi io mi auguro di riprendere la vita normale e che si possa riprendere finalmente un calcio quotidianamente, voglio dire, giocato e vissuto, voglio dire, da tutte le ragazze che sicuramente vorranno fare molto di più. Grazie a Giorgio Barbacovi, grazie a Ida Micheletti, buon secondo tempo ovviamente a voi, noi proseguiamo con la visione e anche con le chiacchiere, perché siamo andati a disturbare addirittura tra il primo e il secondo tempo il secondo allenatore della squadra del Cortefranca, quindi un grazie innanzitutto per la disponibilità davvero estrema. Allora, un campionato che vi sta vedendo davvero assolute protagoniste, una marcia inarrestabile, e anche qui oggi sul campo forse davvero state dimostrando di avere una marcia in più. Avete iniziato con questo obiettivo? Cioè siete partite per vincere il campionato? No, in realtà siamo partite in sordina, tranquille, cercando di migliorare i risultati dell'anno precedente. Poi ci siamo resi conto che effettivamente la squadra è veramente forte, cioè è completa in tutti i ruoli a partire dallo staff tecnico, e quindi insomma è nostro dovere cercare di far esplodere il potenziale. Quindi insomma strada facendo avete visto che effettivamente avevate i numeri. Adesso oggi è forse un po' la partita clou, è sentita, non mi sembra da un punto di vista di nervosismo, l'avete affrontata nel modo migliore, sentita ma nella giusta condizione, voglia di vincere anche questa. Sì, sappiamo che per noi non è l'ultimo scoglio, anzi, quindi va bene qualsiasi risultato, non cambia niente, siamo sereni
è logico che cercare di non perdere sarebbe la cosa migliore. E poi l'obiettivo è sempre comunque vincere, non avremmo firmato per un pareggio, ecco, però ci va bene quello che il campo dirà. E per ora dice 0-0, ma dice anche di una partita vivace in cui il portiere principalmente del Trento insomma, ha avuto il suo bel da fare e qualche occasione anche per le gialloblu, quindi prima contro seconda che sta mettendo sul campo effettivamente queste forze? Sì, decisamente cominciano a darci qualche pensiero di troppo anche rispetto a altre partite che abbiamo fatto, e la prima volta che ci troviamo magari in difficoltà per più di in tre occasioni. Con l'infortunio del nostro capitano sicuramente dal punto di vista psicologico abbiamo subito un po' la cosa. Capitano e bomber, lo diciamo, per cui ve ne fate tanti di gol, quindi forse vi manca un riferimento davanti. Innanzitutto come sta? Non benissimo, sì, è una brutta distorsione, speriamo non sia niente di grave, però vabbè, staremo a vedere, speriamo, per lei più che altro. Per voi, guardando al futuro, ovviamente è presto, però insomma il campionato sta dimostrando in maniera abbastanza evidente che queste sono le forze. Si sta già parlando in casa Cortefranca di che cosa vorrà dire, potrà voler dire. Sì, ne stiamo parlando e stiamo cercando di capire quali potrebbero essere eventualmente le criticità e quali i punti di forza, però è logico che è un salto importante e la società vuole in ogni caso, in caso, farsi trovare pronta, però vediamo, non è detto, insomma, vediamo. Vediamo quello che succederà, grazie naturalmente ancora per la disponibilità. Noi ci fermiamo, tra poco riparte ovviamente Trento Cortefranca, seconda della classe contro la prima, pronti per assistere ad un secondo tempo in cui le due squadre ovviamente proveranno a portare a casa l'intero bottino. È importante per entrambe conquistare questi 3 punti.
Sì. Allora stanno per rientrare in campo le squadre, si sono anzi già posizionate sul terreno di gioco, mancano pochi istanti alla ripresa del secondo tempo tra Trento Calcio Femminile e Cortefranca. Nei primi 45 minuti, dicevamo, primo tempo equilibrato che ha visto un paio di occasioni per parte. Sì, una partita molto equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra, e diciamo che quello che salta all'occhio è che sicuramente c'è la determinazione da parte di entrambe le squadre, no? di fare il risultato. Magari il Trento ha una tattica un po' più attendista in non possesso palla, e però secondo me è una cosa studiata dal mister, poi non lo so, magari glielo chiederò, e il Trento è diventato più efficace sulle ripartenze, costruendo e sfruttando molto le catene laterali, e col riferimento avanzato di Pasqualini e a centrocampo di Fuganti. Allora, iniziato 10 secondi il secondo tempo tra Trento e Cortefranca. Primo pallone manovrato dagli ospiti, che non hanno effettuato sostituzioni. Sono scesi in campo gli stessi 11 che hanno concluso la prima frazione, anche se il Cortefranca al 24esimo aveva già effettuato un cambio per un infortunio corso a Scarpellini. Al suo posto era entrata con il numero 20 Giudici. Allora, sventagliata del Cortefranca a cercare Sandri, non riesce ad agganciare il pallone che torna all'indietro. Tentativo di imbucata di Scarpellini, non passa. Sandri si gira e se ne va, vince il duello con Poli, prova a mettere il pallone al centro, ci riesce anche. Giudici sul primo palo, cerca di andarsene, non riesce a calciare. Ottimo intervento di Linda Tonelli con l'aiuto di Fuganti, è riuscita ad allontanare il pericolo. Ora Pasqualini deve lavorare bene questo pallone e lo fa, riesce anche ad avere qualche tempo per ragionare. Pallone poi in profondità a cercare Battaglioli, non passa. Si riparte con l'azione del Cortefranca. Fuganti. Vediamo se la gira, infatti. Si appoggia da Tononi, che poi va da Ruaben. Sventagliata a cercare ora la corsa di Varrone. Ha spazio per andare Varrone. Deve puntare nell'1 contro 1 Gervasi. Riesce a rientrare, pallone all'indietro per Battaglioli che calcia con il destro, il pallone però si impenna e finisce ben oltre la porta di Ferrari. Una buona soluzione comunque da parte del Trento, che era riuscito a trovare prima la profondità e poi il tiro di Battaglioli. Sì, Varrone era riuscita con la punta del piede a servire Battaglioli, che ha tirato al volo, purtroppo troppo alto. Calma! Comunque un buon primo spunto da parte della squadra di mister Spagnolli, che è riuscito ad andare al tiro proprio con Battaglioli. Forse una delle migliori sia della scorsa partita contro il Padova, sia di questi primi 45 minuti del Trento. Ora Sandri ancora si ritrova a duellare con Poli, riesce a passare inizialmente, poi la difesa del Trento ha la meglio. In questo caso c'ha la meglio anche Varrone, che sterza, cerca la compagna. Buono però l'intervento di Valesi. Picchi prova a girarsi e ci riesce. Ancora da Sandri, attenzione che deve puntare di nuovo Poli. Ancora una volta l'ex giocatrice dell'Hellas Verona riesce a contenerla. Ed è importante perché tante volte si trova a puntarla nell'1 contro 1, però per ora Poli sta reggendo bene.
Proprio a tal proposito Spagnoli ora dice a Poli di stare tranquilla perché ha le potenzialità per tenere Sandri, e comunque le ricorda che c'è sempre l'aiuto di Bertamini e Linda Tonelli che sono pronte a scalare. Rimessa laterale per il Trento. E ora Varrone riesce a girarsi molto bene, a cercare Pasqualini in mezzo all'area. Non si è intesa però con l'attaccante che era rimasta in centro ad aspettare il pallone, non aveva capito il suggerimento leggermente in avanti. Tononi, ancora Varrone che questa volta non arriva all'appuntamento con il pallone. Valtulini, Belotti, larga da Gervasi, e ora Battaglioli, dialoga con Fuganti, non riesce ad andare via, però sfila sulla destra, ora il Trento può provare a rimbastirla. Si trova in particolare Varrone che deve puntare in 1 contro 1 Valesi. Guadagna rimessa laterale ancora una volta. Se ne incarica Poli. Ancora per Varrone che ora si sono proprio invertite di posto rispetto alla prima frazione. Poli esterna tutta fascia e Varrone. Sì, comunque c'è da dire che Varrone sarebbe anche un esterno con doti con propensioni molto offensive, quindi questo scambio con Poli probabilmente è stato studiato dal mister in base anche alle caratteristiche delle avversarie. Si è visto anche negli ultimi minuti Varrone porta avanti molte azioni individuali. Attenzione al corner però per il Trento calcio femminile che tenta ancora lo schema a liberare Poli, calcia forte Poli, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Immagino che una conclusione di questa potenza indirizzata verso la porta avrebbe potuto impensierire Ferrari. Allora, Carolina ha questi tiri potenti, purtroppo non l'ha calciata benissimo. Se avesse inquadrato lo specchio della porta, immagino sarebbe stata imparabile. E ora Poli ha ancora la possibilità di andarsene. Punta nell'1 contro 1 alla meglio, vince il rimpallo, forse anche il secondo, guadagna il massimo forse da questa situazione perché era veramente chiusa da 2 giocatrici. Ottiene un altro calcio d'angolo per il Trento calcio femminile che ora ha superato il Cortefranca nel conto dei corner 6-5 in favore del Trento. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, arriva Bertamini a impattare di testa che non riesce però a indirizzare verso lo specchio. Si è impattato e quindi è stata brava, però ha perso il tempo, cioè ha portato via il tempo alla Linda Tonelli che arrivava da dietro. Peccato. In questo caso Bertamini era riuscita a leggere bene il cross di Fuganti, ad intervenire di testa. Non è riuscita però a centrare lo specchio della porta. Altra buona occasione in compenso per il Trento che ora deve contenere il Cortefranca sulla sinistra. Tononi per Varrone e Valesi che cerca di avere la meglio nel caos a centrocampo che si era venuto a creare. Sandri, Valesi, ancora Sandri, puntuale come sempre la chiusura di Poli che veramente sta facendo un ottimo lavoro quando cercano di combinare Valesi e Sandri per trovare sbocco sulla sinistra. Sì, poi ha sempre la copertura di Tonelli dietro che ha una sicurezza. Il pallone è finito oltre la linea laterale, in particolare nel passaggio tra Valesi e la numero 2 Valvassori. Riprende allora con una rimessa laterale per il Trento.
che cerca ora di alzare il baricentro, non si riesce, Picchi e lavora un altro pallone, cambia completamente fronte di gioco. Rovea però riesce a intervenire. Attenzione ancora al Cortefranca che ha recuperato palla sulla tre quarti, pallone in profondità a cercare Picchi. Tonelli spazza però in rimessa laterale. Ancora un'azione del Cortefranca che non si concretizza. Dicevamo numeri reali, quelli dell'attacco del Cortefranca, che in queste prime 13 giornate ha segnato 58 gol in questo campionato. Ancora assolutamente più apprezzabile in questo caso allora il fatto che il Trento abbia tenuto il Cortefranca a 0 in questi primi 45 più 9, 54 minuti di gioco. Valvassori. Va da Valtulini che cerca ancora un pallone in avanti, batti e ribatti che premia il Cortefranca. Ora esce bene dalla situazione di pressione il Trento con Tononi che allarga per Rovea, poi da Battaglioli, ancora Rovea. Ancora Tononi, scambia bene il centrocampo del Trento. Tanto Spagnoli dalla panchina invita Battaglioli a guadagnare campo. Il Trento ora può sfruttare un rientro non perfetto da parte del Cortefranca. Cerca di cambiare fascia il Trento ed andare da Varrone. Cortefranca però si riposiziona e riesce a disinnescare il pericolo. Picchi, ennesima sponda ben riuscita, che ora permette a Sandri di andare, costringe a sua volta Tonelli a scalare ed andare nell'1 contro 1 con il numero 11 del Cortefranca. Buona l'uscita qui di Bertamini che anticipa Picchi, lei impedisce di lavorare questa volta il pallone e guadagna anche calcio di punizione. Ottimo intervento di Bertamini. Sì, ottimo intervento di Bertamini, che lo ricordiamo è una ragazza del 2003 giovanissima e ha interpretato la lettura della situazione in maniera ottima. Per il Trento? Sul rinvio lungo da parte della difesa del Trento, il pallone è sfilato, finito in rimessa laterale. I pressi della bandierina probabilmente dalla nostra postazione, ripetiamo, non si vede perfettamente quell'angolo di campo. In ogni caso rimessa laterale effettuata dal Trento. Tononi forse potrebbe anche liberare il destro, non si fida e va di nuovo da Varrone. Pallone al centro di Varrone a cercare Pasqualini che non riesce ad intervenire di testa, forse Battaglioli. Giudici però copre bene la situazione, allontana anche il pallone. Buono il cross di Varrone, né Pasqualini né Battaglioli riescono a girare verso la porta. Comunque un'altra situazione di pericolo creata dal Trento. Ora Rovea cerca di spingere il pallone al centro. Duello individuale tra Ruaben e Picchi, vinto dall'attaccante, che cerca poi di spostare il centro di gravità del Cortefranca sulla sinistra. Sandri era però troppo in avanti, non è riuscita a ricevere palla. Bertamini, attenzione che la pressione ancora in avanti del Cortefranca che costringe Bertamini, anzi Linda Tonelli, a rinviare lungo. Valesi, va da Sandri. Ora potrebbe mettere il pallone al centro, però fermata in posizione di fuorigioco, segnalata dall'assistente dell'arbitro. Quindi si riprende con un calcio di punizione per il Trento. Sandri, Picchi,
torna da Sandrini. Era la solita pressione di Fuganti, ma Picchi, grazie anche al suo fisico, sta lavorando tanti palloni per il Cortefranca. Picchi che oltre a lavorare palloni, come dicevamo, ha segnato addirittura 12 gol in questo campionato, è terza nella classifica marcatori. A differenza di Scarpellini non ha segnato nessuna tripletta, ha segnato anzi 4 gol nei 3 precedenti con il Trento Calcio Femminile, precedenti che si sono separati, divisi in questi ultimi 2 anni. Andiamo però in telecronaca perché il pallone al centro messo da Gervasi è stato dovuto allontanare da Poli, messo in calcio d'angolo per il Cortefranca. Siamo giunti ormai al 15° minuto di questo secondo tempo, corner di nuovo per il Cortefranca. Sempre molti giocatori schiacciati verso la porta, pallone al centro, Valzolghera è costretta a respingere coi pugni, la palla resta in area e poi viene allontanata dalla difesa. Ha preso la punta della Cerca di alzarsi il Trento, il Cortefranca prova a riattaccare, guadagna almeno una rimessa laterale. Dicevamo, i 3 precedenti tra queste 2 squadre in Serie C sono attualmente in perfetto equilibrio, una vittoria per il Trento, una vittoria per il Cortefranca nel match di andata ottenuto per 2-0 da parte della squadra di mister Salterio. Il terzo precedente invece è finito in parità tra le 2 squadre. In particolare precedente il 27 gennaio 2020, quella circostanza aveva stati gol di Dapra e Picchi a decidere la partita, poi finita 1-1. Fuganti cerca la palla in profondità per Rovea, la quale però ha finito per agganciarsi con Gervasi, non è riuscita ad inseguire il pallone. Lancio lungo del Cortefranca, che in questa fase sta anche un po' rinunciando alla costruzione dal basso che ci aveva fatto vedere nei primi 45 minuti di gioco. In ogni caso ora Tononi ha recuperato palla, Battaglioli, Varrone, buono il dribbling, punta addirittura anche Valvassori, riesce ad andarsene forse Valvassori, l'ultima a toccare, secondo il direttore di gara Bellò è stata proprio Varrone. Allora si riprende con un calcio di rinvio per il Cortefranca. Picchi sbaglia questa volta il suggerimento all'indietro e permette a Varrone di avanzare sulla destra. Campo per andare Varrone, può forse mettere il pallone al centro, interviene in anticipo Valtulini, che non riesce però a impedire di concedere il corner al Trento Calcio Femminile. E allora ennesimo giro dalla bandierina per Fuganti. Potrà mettere il pallone al centro e cercare le compagne. Cross spiove sul secondo palo. Tonelli può calciare, ci prova. Ha voluto anche aggiustarsi il pallone, è stata murata la sua conclusione. Ora invece è Muraro a lavorare il pallone. Battaglioli, Rovea, ancora Battaglioli. Si gira in un fazzoletto, serve Fuganti, poi Tononi. Arriva sulla sfera e cerca a sua volta Fuganti. Combinazione che non viene portata a termine, era comunque interessante. Stavolta si sovrappone sulla sinistra Valvassori. Può dare sbocco all'azione del Cortefranca. Non è della stessa idea Linda Tonelli, che allontana e spara
nella metà campo del Cortefranca, il pallone si era avvicinato all'area del Trento. E negli ultimi minuti Federico noto un po' di stanchezza da parte del Trento. Secondo me il mister sta pensando forse a un cambio, non lo so, magari nei prossimi minuti, nel senso che vedo comunque una sorta di imprecisione nei passaggi. Quasi profeticamente. Ecco, guarda, scusa, io non vedo, giuro, non ho visto, perché dalla postazione non quasi vedo. profeticamente è annunciato addirittura un doppio cambio per il Trento. Lasciano il campo Varrone e Pasqualini, entrano al loro posto il numero 10 Rosa e dovrebbe essere Antolini. Antolini Maia, anche una giocatrice giovane del 2002. Antolini che è subentrata anche nella scorsa partita come centrale di centrocampo, questa volta va a rimpiazzare Varrone sulla corsia di destra, che aveva speso veramente tanto. Sì, aveva corso tantissimo, ha creato un sacco di spazio in avanti. Questi 65 minuti di gioco disputati da Varrone. Ora Picchi si appoggia da Valesi che può calciare col mancino, centrale Valzolger in due tempi. Sì, è un tiro velenoso, sono quei tiri che rimbalzano davanti alla porta, quindi sta brava Chiara anche se in due tempi. Aveva rimbalzato davanti alle gambe di Valzolger il pallone, ha dovuto contenere poi il tiro in due tempi. Ora vediamo se Rosa adesso si trova nei pressi del pallone, potrà dare qualcosa in più all'attacco del Trento, che più volte è riuscito a raggiungere la tre quarti, ma con meno frequenza, e poi è riuscito ad andare al tiro e a creare occasioni nitide. Sì, in effetti negli ultimi minuti abbiamo visto, cioè io in particolare ho notato una certa stanchezza, poi ci sta comunque che ci sia anche una sorta di timidezza nei primi minuti di gioco. Adesso ho notato maggiore aperture sempre dai piedi di Battaglioli, che porta sempre, come dire, un po' di fantasia, no? Nel gioco, soprattutto partendo lateralmente, ma se vedi ha iniziato a entrare a centrocampo. Ora il cross dalla sinistra di Rovea, non trova nessuna compagna in area, però dicevi bene tu, Grazia, perché appunto Battaglioli adesso è impiegata più in zona centrale. Sì. Cerca di sfruttare le sue capacità in le situazioni di uno contro uno, comunque quando c'è da dribblare l'avversario. Chissà che non possa essere la mossa azzeccata. Pallone recuperato dal Trento che premia Rosa. Ora a campo per andare la trequartista del Trento. Serve Battaglioli che guadagna l'area. Adesso con calma il Trento cerca di attaccare la difesa posizionata del Cortefranca. Battaglioli in questo caso non è precisa e non riesce a servire Rovea, che si era proposta per fare il cross, e Rosa era in area. Rosa che era entrata anche nella scorsa partita contro il Padova. Eccola. Attenzione perché ora recupera il pallone, sterzata interessantissima e poi tiro col sinistro che finisce di poco alto, ha sfiorato l'incrocio il tiro di Rosa, si era liberata benissimo, poi la conclusione col mancino non ha trovato lo specchio. Sì, una bellissima azione personale, un bellissimo tiro, sembrava quasi un pallonetto, peccato uscito di poco. Aveva lasciato sul posto il diretto marcatore Rosa, che sappiamo avere questo tipo di soluzioni nel proprio repertorio. Dribbling secco e poi tiro di sinistro per l'attaccante in maglia 10, che quest'anno ha segnato 4 gol, in particolare 2 contro la Triestina, 1 col Vittorio Veneto, 1 contro il Venezia, e poi per ora è a digiuno da quella partita, nonostante contro il Padova sia entrata molto bene dalla panchina. Ora vedremo se potrà dare il suo apporto alla causa. Bravissima Poli. Brava qui Poli a recuperare il pallone. Rosa cerca di combinare con Maia, non si intendono però le due, dà invece campo alla ripartenza di Vavassori, che ora
potrebbe anche liberare il destro, si appoggia invece da Picchi e lascia andare Gervasi. Cross di nuovo al centro per Picchi, che può forse girarsi, non ci riesce perché Tonelli interviene ancora una volta bene. Pallone di nuovo al centro, però attenzione, va Vassori appostata in mezzo all'area, non riesce la deviazione di testa, allontana ancora il Trento. Ora deve provare a conservare il possesso per rifiatare. Antolini non riesce a farlo. Cortefranca torna a rimbastire l'azione da dietro. Sandrini dietro dalla numero 6, poi cerca Sandri ancora duello con Poli, l'ultima a toccare probabilmente, almeno secondo l'arbitro, è stata Poli. Allora rimessa laterale ancora per il Cortefranca. Sandrini batti e ribatti, tentativo di rimettere il pallone al centro. Sul secondo palo Muraro prova a intervenire, in anticipo però Valzoighe. No. Rinvio lungo ora del Trento, finisce per essere preda di Ferrari. Ancora Trento non riesce ad imbastire come aveva invece fatto nella prima ora di gioco, anche per un po' di stanchezza in centro al campo. Tononi sembra fare un po' di fatica a connettersi con le compagne. Attenzione però, Antolini invece ha gamba e freschezza per andare, riesce a servire Rosa che invece non riesce ad arrivare all'appuntamento col pallone, ha spazzato in rimessa laterale o in calcio d'angolo, ripetiamo dalla nostra postazione calcio non è chiaro. Sì. Sarà calcio d'angolo per il Trento calcio femminile. Il Poli che si incarica di batterlo. Cross al centro di Poli che cerca una compagna sul secondo palo, ancora Linda Tonelli arrivare sul pallone, cerca di rimetterlo al centro ma Ferrari lo fa suo. Allora siamo subito dall'altra con Muraro che viene dentro al campo e addirittura lo attraversa in orizzontale. Valvassori, palla in profondità a premiare la corsa di Sandri. Cerca di saltare Bertolini, ci riesce in un primo momento ma poi rinviene il difensore. Ora si appoggia da Valvassori, è 3 contro 2 per il Trento che esce almeno parzialmente dalla situazione. Cross ancora al centro per Picchi che si gira ma spara alle stelle. Aveva contenuta comunque bene Tonelli. Certo è che quando una giocatrice della stazza di Picchi controlla il pallone in mezzo all'area, poi è difficile anche sottrarglielo. Sì, è il classico centravanti, dotata di un fisico, di una struttura molto importante. Hai visto, era comunque marcata da 2 giocatrici del Trento, è riuscita comunque a controllare palla e a girarsi. Occasionissima per il Cortefranca. Una buona occasione per il Cortefranca, nata dai piedi di Valesi. Il mancino aveva cercato proprio l'attaccante. Ora cambio tra le file del Cortefranca, è entrata la numero 18 Mottinelli, c'è anche una seconda sostituzione, esce Sandri ed entra invece la numero 16 Zanetti. Cambio anche per il Trento. Dopo andremo un attimo a capire come le due squadre si sistemeranno in campo. In ogni caso entra Dapra. Il Trento sostituisce Tononi con Dapra al posto di Tononi che ha lasciato il ruolo di centrocampo probabilmente a Battaglioli. Esatto. Quindi qua mi va la Dapra. E qui Battaglioli. 2 cambi per il Cortefranca, un cambio per il Trento calcio femminile. Al primo pallone messo in mezzo all'area dal Cortefranca, il Trento non può che concedere corner. Adesso appunto andremo a vedere cosa è cambiato nelle disposizioni delle due squadre.
Nel frattempo però seguiamo questo calcio d'angolo di Muraro. Mette il pallone al centro, ancora una volta Walzolger con i pugni, anticipa Picchi che era pronto a intervenire di testa, pallone che però torna a Muraro, punta nell'1 contro 1 Bertamini, alla meglio, pallone al centro e Tonelli Va a chiudere perfettamente, rispedendo il pallone in corner. È rimasta a terra la giocatrice del Trento, dovrebbe trattare di Non vedo se è Fuganti Rua- probabilmente. Non capisco se è Ruaben, a dire la verità. No? Non capisco. Potrebbe essere in effetti sì, Sì, Ruaben, Ruaben, che è rimasta a terra, Fuganti le era subito dietro. Rimasta a terra e adesso vedremo se potrà continuare la partita. Nel frattempo il Cortefranca batte un altro calcio d'angolo. Carica ancora Muraro, che mette il pallone sul secondo palo. Ennesimo calcio d'angolo troppo lungo. Questa volta Gervasi riesce a tenere la sfera in campo e rimetterla al centro. Ancora Valesi che prova a calciare. Adesso la pressione del Trento che cerca di allontanare la palla dalla propria area. E adesso può costruire sulla sinistra con Rovea che cerca Dapra. Ma come in su? Nel Il frattempo, direttore di gara ha messo fallo Dapra, forse, però era il contrario. sì, il sì. fischio. Però nel frattempo è rientrata Ruaben, quindi ce la fa. Torna ad essere in 11 il Trento, dopo che era rimasto momentaneamente in 10 per l'uscita di Ruaben. Franca invece che ha dovuto sostituire una propria giocatrice nella prima frazione, l'abbiamo già detto un paio di volte. In ogni caso era entrata Giudici al posto di Scarpellini. Poli, Maia Antolini, conquista il pallone il Cortefranca che prova a sfruttare la velocità di Zanetti per andarsene sulla sinistra. Vediamo ora se Poli riuscirà a contenere Zanetti come è riuscita a fare con Sandri. Valvassori invece mette il pallone al centro, un pallone pericoloso, ci arriva poi Zanetti sulla seconda palla, cerca di calciare, buona la copertura di Fuganti che spedisce il pallone al mittente, torna Valvassori, Valtulini, Sandrini, ancora da Valvassori che si gira e subisce fallo da Maiantolini. Per tornare al discorso di prima, è probabilmente lei a essersi posizionata in centro al campo al posto di Tononi, con Battaglioli invece sempre in quella zona a metà tra centrocampo e attacco per sfruttare appunto le sue caratteristiche offensive, la sua buona propensione al dribbling. Fallo qui di Maiantolini. Il direttore di gara che consente l'ennesimo accesso ai sanitari per medicare in questo caso Valesi, che è rimasta a terra proprio nel contrasto con Antolini. Dicevamo sulla sinistra è entrata Marina Zanetti, che è una classe 2002, in settimana proprio mister Salterio l'aveva elogiata, la sua grande energia, fa tutto ai 1000 all'ora anche quando non servirebbe e soprattutto calcia molto bene. Vediamo se anche Muraro è dotata di grande tiro per dimostrarlo in questo calcio di punizione. Parte Muraro direttamente in porta, arriva però debolmente la sua conclusione tra le braccia di Walzolger. Sì, anche un tiro centrale. Rinvio lungo di Walzolger che cerca Rosa come riferimento offensivo. Valtulini deve appoggiarsi dalla compagna che non si fida
ad impostare per la pressione di Rosa. Ha recuperato palla Giulia Rosa, attenzione perché mette al centro con il mancino Ferrari, anticipa da Pra e disinnesca il pericolo. Ritmi frenetici ora in questo finale di gara, sono saltati un po' gli schemi quando mancano ormai solo 12 minuti più recupero alla fine della partita. Ancora il Cortefranco ora a gestire il pallone. Valvassori tocca l'ennesimo pallone sulla corsia di sinistra. Picchi lo lavora ancora una volta bene. Azione che si sposta ora su Valesi. Buono il dribbling, può lasciar partire il destro. Valzolger di nuovo in due tempi, senza troppi problemi, controlla il pallone. Sì, c'è bisogno di riportare un po' di ordine in campo, perché come hai detto tu adesso si sollecitano un po' i ritmi e quindi c'è proprio un po' di confusione. Poi sono stati fatti i cambi, quindi c'è bisogno di riequilibrarsi. Vediamo chi approfitterà di questa situazione di instabilità a centrocampo. Si prova ora il Cortefranca con Valvassori. Buona la diagonale di Rovea a coprire il movimento di Muraro. La palla può tornare a Valesi, però attenzione perché... No, io non sono per niente d'accordo. Mi sembrava un intervento pulito, Federico. Concede un calcio di punizione dubbio il direttore di gara Bellò, appunto perché in quell'occasione sia Battaglioli che Ruaben, se non erro, avevano contenuto senza troppi problemi Valesi spalle alla porta, che però poi è riuscita a guadagnarsi un calcio di punizione. Adesso proprio Zanetti ad incaricarsi di questo tiro. Attenzione perché se mister Salterio non ha esagerato in settimana, è dotata di un ottimo tiro, vediamo. Sì, sicuramente calcia in porta, sicuro. Parte Zanetti, deviato. Il pallone che finisce in calcio d'angolo. Non troppo vicino dal palo della porta di Valzolger, il tiro di Zanetti. In ogni caso concede un altro calcio d'angolo per il Cortefranca. Battuto al centro Valzolger con l'ennesimo intervento di pugni. Battaglioli ora a campo per andare, vediamo se ha anche l'energia per farlo. Preferisce appoggiarsi da Rovea, ancora Battaglioli. Sembra lucida nella gestione delle scelte, qui tenta un altro dribbling. Finisce per concedere ora palla al Cortefranca. Mottinelli. Finito invece per non controllare il pallone e per concedere rimessa laterale al Trento. Da Pra. Si appoggia da Rovea. Lungo a cercare Antolini. Viene applaudita da mister Spagnolli, ma che però non riesce a tenere in campo il pallone. Altro cambio tra le fila del Cortefranca. Esce Valesi in mezzo al campo col numero 4, ha speso davvero tanto Valesi in questa partita. Entra al suo posto il numero 17 Freddi. Si posiziona proprio a centrocampo al posto di Valesi per questi ultimi 8 minuti di gioco. Fuganti sbaglia la misura del passaggio. Il pallone scivola sul fondo. Valtulini, Valvassori a cercare la giovane Zanetti, non riesce però a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale, Rosa per Fuganti, Sombrero e poi palla in avanti per Rosa, sponda di testa che cerca di premiare la corsa di Antolini tra le maglie del Cortefranca, però non riesce a passare, finisce per restituire palla.
Ancora la subentrata a Freddi ora per Picchi. Valvassori. Anche calma per gestire il pallone. Cerca di sventagliarlo a centro area. Ma Valzolger lo fa suo. Rovea. Va da Battaglioli tra le linee. Ancora Rovea. Buono il dialogo qui. Buono a sua volta lo scambio con Dapra. Rovea può mettere il pallone al centro. Valtullini lo allontana. Il Trento guadagna una rimessa laterale. Bellissimo lo scambio tra Rovea e Dapra. E se vedi comunque come il Trento stiamo guadagnando metri. Secondo me adesso c'è un pochino più di ordine in campo. E sempre l'ottima Battaglioli. Qui può calciare Rosa, che riesce anche a centrare lo specchio, non però a dare forza al pallone. Allora Ferrari riesce a controllarlo. Siamo subito dall'altra. Zanetti, Breck cerca di andarsene con Antolini sulle sue tracce. Valtulini. Valvassori si sposta sempre sulla sinistra. L'azione del Cortefranca, che forse come il Trento preferisce sfruttare quella fascia per attaccare. Attenzione a Picchi. Prova la bomba di destro, murata anche questa. Dalla ottima Tonelli, possiamo dirlo. Va sempre in chiusura, è molto efficace. Un ottimo secondo tempo di Linda Tonelli, anche nel primo si era fatta vedere soprattutto in fase offensiva, quando con il suo tiro aveva impegnato Ferrari in una parata molto molto difficile. Rovea ora. Ruaben torna indietro da Valzolger. Che sventaglia a cercare Poli. Pallone però che finisce nella terra di Valvassori e Freddi lo gestisce. Sandrini. Largo da Gervasi. Giro palla ora molto calmo da parte del Cortefranca. Ancora Valvassori a duello con Poli. Poteva sfruttare questo pallone rimasto a metà strada al Trento, non ci è riuscito. Attenzione perché Zanetti recupera un pallone interessante in area e poi non riesce a calzare, perché con l'ennesimo intervento la coppia Bertamini e Tonelli riesce a contenere le offensive del Cortefranca, in particolare questa volta di Zanetti. Stavolta il calcio d'angolo di Zanetti è completamente fuori misura, non arriva nemmeno in area, finisce subito sul fondo per fortuna del Trento. Sì, nella precedente azione del Trento era andato ottimamente in pressione alta, poi purtroppo c'è stato un malinteso, perso palla e visto subito capovolgimento di fronte, azione pericolosa del Cortefranca. Ora un buon pallone lavorato da Rosa, premia la corsa di Poli, ora forse anche un po' stanca e sbaglia la misura del suggerimento in avanti proprio per Rosa. Rimessa laterale per il Cortefranca. Mancano poco più di 2 minuti e poi l'eventuale recupero alla fine di questa partita, che è ancora sul risultato di 0-0, che comunque ci ha regalato qualche acuto e in generale delle buone trame da parte delle due squadre. Da entrambe le squadre, però appunto equilibrio totale. Adesso potrebbe fare la differenza negli ultimi minuti, un po' di stanchezza, magari qualche errore. E vediamo ora speriamo. Se sfruttarlo. Attenzione a Zanetti però, che cerca di liberare il destro, chiusura di Rosa che si è fatta tutto il campo all'indietro e ha aiutato Bertamini in fase di ripiegamento.
Grande spirito di sacrificio di Rosa qui, che ora prova a ribaltare il fronte, non arriva però sul pallone da Pra. Squadre che allungano. Sì, comincia a allungarsi. E ora Bassori prova a correre, Bertamini ha chiamato l'ennesima chiusura. Zanetti, serve Picchi, che a sua volta gira sulla destra da Gervasi. Battaglioli. Prova ancora Gervasi col destro, pallone che si impenna e finisce alto, anche in questo caso. Senza creare troppi pericoli dalle parti di Valzolga. Ultimo giro di lancette e poi recupero probabilmente. Questo big match del girone B di Serie C, che ora è arrivato agli atti conclusivi. A sinistra, alla destra Muraro, si trova in mezzo a tre ma riesce comunque a servire Freddi. Palla in profondità a cercare Picchi, si vede respingere un pallone addosso, poi va Vassori, rispedisce in avanti ma c'era Picchi a terra, o quantomeno accasciata perché aveva subito un brutto colpo. 5 minuti di recupero, intanto ci segnalano da bordo campo e vediamo quindi questo big match che si protrarrà per altri 300 secondi. Picchi, Muraro urla per fallo sì, come l'intervento c'è di questo Ruaben. accentuare, diciamo che è un po' Poi esagerato. viene anche ammonita, si è fatto anche un po' impressionare l'arbitro dalle urla di Muraro, si sono sentite fino a qui. Ha urlato e si è rialzata subito. In ogni caso, calcio di punizione per il Cortefranca dalla tre quarti, pochi metri dal vertice dell'area, 2 giocatrici del Trento in barriera, 5 invece, anzi 6 saltatori del Cortefranca per questo assalto. Sì, punizione laterale, difesa schierata per il Trento. Se ne incarica ancora Zanetti, quando è entrata sta battendo quasi tutti i calci piazzati. Pallone al centro, respinto sul primo palo da Rovea. Ora Cortefranca che torna indietro per poi provare ad andare in avanti, senza però ottenere i risultati sperati. Fuganti rischia qui di perdere un pallone sanguinoso, resiste alla carica di Zanetti in un primo momento, poi Zanetti riesce anche a calciare, non in maniera pulita però, perché Fuganti era lì nei pressi della palla, è riuscita a impedire un tiro pulito da parte di Zanetti. Rilancio lungo di Valzolga a cercare Rosa in avanti, Freddi colpisce di testa ma non può evitare di concedere la rimessa al Trento. Si alza allora al baricentro del Trento Calcio Femminile, la squadra di mister Spagnolli, che ora ha 3 minuti per provare l'ultimo assalto. Un pareggio potrebbe farla felice solo parzialmente. Attenzione a Poli, l'imbucata per Antolini, che riesce solo a sporcare il pallone con il tacco. Sì, peccato, questa palla era una palla d'oro, purtroppo Antolini sta presa in controtempo, non è riuscita a controllare la sfera. Battaglioli, Poli, ancora Battaglioli, Poli dialogano nello stretto, in velocità. Ora cerca le soluzioni in avanti Battaglioli, che viene respinta. Torna però il pallone dalle parti di Bertamini. E ora è ancora Poli a gestirlo. Cerca Rosa in avanti, che deve tenere questo pallone. Spagnoli addirittura la invita a cercare la profondità. Era chiaro che qui adesso poche possibilità poi di trovarla la profondità. Pallone ora a cercare Zanetti. Linda Tonelli però ha compiuto l'ennesima chiusura di una partita assolutamente inattaccabile.
di un minuto al termine. Valvassori, pallone non troppo convinto in mezzo all'area, più convinta ad arrivare sulla sfera Valzolger, che ora rinvia lungo. Dapra prova a vincere il duello con Valtulini, non ci riesce. Prova a allontanare ancora il Cortefranca e non ci riesce. C'è un cambio per quest'ultimo minuto di gioco. Esce un'ottima Battaglioli, che per questi ultimi 60 secondi di gara lascia il campo a Maurina. Il Trento sostituisce Darà anche un po' di fisicità in più. Maurina. Si complimenta con Battaglioli mister Spagnolli. Sì, a conferma di un'ottima, ottimissima prestazione. Ora Rosa cerca la compagna, ma non si intende. Allora Freddi manda il pallone quasi in tribuna. Ultimo giro di lancette, forse meno. Per questo secondo tempo. Punizione per il Trento. Punizione per il Trento. Sentiamo le urla di Spagnoli, che voleva una punizione battuta con calma da Poli, invece ha affrettato il rinvio del calcio di punizione. Ultima azione del Trento che si sviluppa sulla sinistra. Rovea cerca in avanti, non trova nessuno. Giganti forse trova Rosa, avrebbe forse la palla dell'1-0. Non è della stessa idea Valtulini, che le chiude ogni prospettiva e accompagna il pallone dalle parti di Ferrari. Sì, Valtulini di esperienza ha coperto la palla. Il recupero sembra scaduto, dovrebbero esserne passati 6, tanto che Sì. il direttore di gara Bellò mette fine alle ostilità. Finisce 0-0 tra Trento Calcio Femminile e Cortefranca, una partita equilibrata, intensa, che però non ha visto prevalere nessuno. Sì, è una partita molto equilibrata da entrambe le parti e un plauso comunque alle giocatrici del Trento per aver tenuto il campo tutti i 95 minuti e ovviamente complimenti anche al Cortefranca. E direi che comunque il mister Spagnoli deve essere contento per la prestazione delle ragazze che hanno dimostrato determinazione durante tutta la partita. Finisce dunque con un punto a testa il big match del girone B di Serie C tra Trento e Cortefranca. Passiamo ora alla linea a Michela Grazzi, che si occuperà di chiudere il collegamento. Tanto da Federico Casma e grazie a Trentino un ringraziamento per essere stati con noi. Passiamo alla linea. Michela Grazzi. Ed io sono con Florio Maran, quindi il tecnico dei tecnici in Trentino, perché questa partita merita effettivamente un'analisi decisamente interessante. Intanto abbiamo dovuto vedere, abbiamo visto un Trento che ha dovuto interpretare in maniera diversa la partita rispetto alle abitudini. Ovviamente l'avversario fa la differenza, no? Un Trento che non era così padrone del campo come in altre situazioni. No, a parte i primi 20 minuti, poi il Trento ha preso mano alla situazione e ha creato pericolo anche lui. Perciò di conseguenza è una partita giocata alla pari e dirò la verità che forse se ci credevano di più può darsi che qualcosa veniva fuori, qualcosa in più, ma comunque il risultato è più che giusto, perché le occasioni sono state più uguali per misura da parte e dall'altra, ecco. No, ho visto una bella squadra, differente dell'altra volta che l'avevo vista un attimino in difficoltà, invece oggi proprio lo stimolo della prima classifica sicuramente da morale.
Sicuramente un Trento che insomma ha tenuto testa effettivamente, forse dopo un inizio un po' titubante, e sicuramente in questo secondo tempo ha dimostrato che davvero poteva giocarsela. Sì, sì, anche, ripeto, come il primo tempo ha avuto quel quarto d'ora di difficoltà e nel il secondo tempo uguale, ha lasciato 10 minuti il gioco a loro e poi ha preso la situazione e loro hanno giocato di rimessa perché loro hanno solo contenuto la qualità del Trento, perché oggi c'era qualità anche, devo dire, perché abbiamo avuto occasioni per poter anche alla fine per poterlo concludere. No, un bel Trento, veramente un bel Trento. Un bel Trento che impatta con la capolista, non ci sono usciti in tanti, anzi c'è uscito solo il Brixen finora e quindi onore anche per questo pareggio, insomma, e per aver mantenuto la porta inviolata. Un Trento che ha visto Falzolgari impegnata più del dovuto, ma anche la difesa del Cortefranca non ha mai avuto questi pericoli durante l'anno, ci raccontava nell'intervallo, insomma, il secondo allenatore. Quindi effettivamente le due squadre hanno dimostrato di valere le posizioni in classifica che occupano. Sì, certo, no, se facciamo anche un po' di mente locale, anche il primo tempo con la grande parata del suo portiere sul palo, che ha avuto un'occasione grandissima il Trento. Loro hanno preso una traversa che diciamo che grida vendetta, che poteva essere gol, però diciamo, come ripeto, le azioni si equivalgono e devo dire se la pressione non ha stato grande pericolo per il portiere del Cortefranca, ma una grande pressione sulla loro difesa indubbiamente è stata, questa sì. Indubbiamente, difesa che ha dovuto insomma mettere il massimo dell'attenzione per resistere alle azioni del Trento. Grazie naturalmente a Florio Maran. Ci auguriamo di trovarlo anche nelle prossime partite. Volentieri, ho preso amore col calcio femminile. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille, noi chiudiamo dando un'occhiata ai risultati che arrivano dagli altri campi, sempre per quanto riguarda ovviamente il girone B della Serie C femminile. La SPAL sta vincendo, partita non ancora terminata, 2-1 con il Portogruaro. Le Torri, invece qui la partita è terminata, Le Torri porta a casa la sua prima vittoria superando l'Isera per 1-0. Il Vittorio Veneto subisce invece la sconfitta interna con il Brixen, 1-0 per la squadra altoatesina. Trento Cortefranca, come detto, 0-0 è terminata la partita. Il Venezia supera la Triestina per 1-0, rinviata Unterlandamen Padova, e quindi resta invariata la situazione in cima alla classifica con Cortefranca che può vantare 4 punti di vantaggio sul Trento. Papi, puoi togliere il microfono dei